con i migranti che arrivano in massa e quindi più che mai attuale questa figura, il Santo Nero, che è la sintesi di un popolo che vuole integrarsi, che vuole accogliere chi soffre, chi sta male, chi arriva dalle nostre parti per fuggire alle guerre, alle carestie. Dalle parole ai fatti, da qualche ora sta rimbalzando sul web questa emblematica foto che trae un immigrato davanti al santuario di San Calogero in atteggiamento di preghiera, un uomo di colore che ha scelto di inginocchiarsi davanti al Santo Nero. È trascorsa meno di una settimana dalla conclusione dei festeggiamenti e forse questa immagine, solitaria e in solitudine, è destinata a rappresentare una significativa cartolina, un inno all'integrazione e all'accoglienza. La fotografia è stata scattata da una agrigentina che ha deciso di condividerla sui social. Non so se pregasse Dio o Allah, ma cambia qualcosa, ha scritto. I commenti sotto l'immagine sono tanti. Gli agrigentini scrivono: è una foto che parla da sola, o anche uè, è un'immagine che mette in pace il mondo. La foto ha ricevuto una pioggia di apprezzamenti. Appena qualche giorno fa il rettore del santuario, padre Veneziano, riferendosi al parroco di Fontanelle, Don Sebastian, che aveva tenuto delle catechesi, si era espresso così. Un prete congolese, dicevo io, primo cugino di San Calogero, perché anche lui nero, viene dall'Africa. È stato molto bello questo momento forte per scoprire il dono della fede e soprattutto nel senso della presenza di San Calogero qui. Inviato dal Signore in un momento particolare di persecuzione nella sua terra, è venuto qui per annunciare il Vangelo, per dire che il Signore è vicino a tutti, non è soltanto in Africa. Noi siamo andati in Africa a evangelizzare, ma gli africani hanno evangelizzato noi per prima. E un agrigentino che prenderà parte al Cammino di Santiago ha chiesto la protezione di San Calogero, di cui è devoto. Si tratta di Dario Pedalino, 58 anni, della città dei Templi, pronto a partire. La sua nuova avventura inizierà il 5 settembre. L'anno scorso, spiega, ho fatto il cammino francese.